cedo adesso con estrema curiosità la parola al signor Dettori, di cui insomma ho conosciuto le gesta per sentito dire, ma vorrei ascoltare dalle sue parole insomma tutta la sua esperienza e insomma questo percorso che l'ha portato ad essere uno dei più grandi fantini a livello internazionale. Prego, signor. Ci ricordi il soprannome, signor? Bravo. Lì lo sa già. Non me lo ricordo. Mostro. Il mostro. E adesso non vedete tutto quanto questi signori qua, a me non mi è rimasto più niente da dire. No, questo non è possibile, che non abbia avuto la raccontare che da insegnarci. Guarda, gli studenti hanno dormito sino adesso. Esatto. Credo che adesso alzeranno il livello di attenzione. Devo dire una cosa, noi abbiamo ereditato un patrimonio eccezionale dai nostri antenati, che sono i cavalli e la passione per i cavalli, solamente che abbiamo un po' trascurato questo grande regalo che ci hanno dato noi. E noi, anzi, devo dire qualche cosa, che noi in Italia forse è l'unica nazione che stiamo facendo di tutto per distruggere il cavallo. Noi in Sardegna voi ce l'abbiamo più degli altri popoli, siamo legati al cavallo, ce l'abbiamo nel sangue, ci piacciono i cavalli. E noi non ci rendiamo conto di tutto questo. Adesso ci sono almeno 7-8 ragazzi che sono in giro per il mondo, che sono sardi. Vedi Di Muro, Pinna, Vargiu, e questi vanno in Giappone, vanno per tutto, e loro sono italiani ma sono sardi. Questi non è che hanno imparato a montare a cavallo in Sardegna, purtroppo hanno imparato a montare a cavallo in Italia, dove in Sardegna non siamo riusciti a formare questi ragazzi qua. Allora una scuola che partano da qui, che abbiano imparato qua a montare a cavallo, che sono ambasciatori del cavallo sardo, dei cavalli dei sardi anche, ci fanno una pubblicità enorme, insomma. Io secondo me mi fa orgoglio che ci sia un fantino sardo che va in Giappone a vincere, o va in America a vincere, o va in Inghilterra a vincere. Adesso ce ne abbiamo diversi di questi fantini qui che vanno in giro per il mondo a rappresentare la Sardegna. Ed è un grande prestigio per noi sardi. Io spero che le autorità sarde si diano da fare e che cerchino di fare una scuola e di pubblicizzare di più questa lippica che ci abbiamo in Sardegna, specialmente i cavallini della Giara, che possono essere un'attrazione per i turisti, perché molti turisti che vengono qui in Sardegna non sanno neanche che ci sono i cavallini della Giara, perché non sono pubblicizzati. Noi in Sardegna siamo abbandonati a noi stessi. Se qualcuno è riuscito nell'ambiente dei cavalli a emergere, è uscito da solo, così come i funghi. Però a noi non ci ha aiutato nessuno. E meno male che adesso vedo che qualcuno sta aiutando, che forse ha capito la realtà che questo è un mestiere che può portare tantissimi posti di lavoro, nell'agricoltura, nel veterinario, in qualsiasi ambiente. Insomma, porta dei soldi, porta benessere, e penso che se noi sardi sappiamo sfruttare questa situazione qui, penso che possiamo avere dei grossi risultati. L'importante è incominciare bene e andare avanti. Grazie.